Ha lasciato Padova da circa 2 mesi la studentessa straniera che in patria è risultata affetta da tubercolosi ed è tuttora ricoverata. Ma la malattia ha un tempo di incubazione lungo e quindi, avvisata dalla stessa studentessa, l'università ha fatto scattare un piano di prevenzione per 1.000 persone, tutte quelle che potrebbero essere venute in contatto con lei. Al Bo, la studentessa, classe 1997, ha frequentato i corsi di scienze della formazione primaria e in particolare il laboratorio di lingua italiana in via Venezia e il corso di letteratura per l'infanzia e di psicologia della disabilità e dell'integrazione al Piovego. La possibilità di contagio, secondo fonti sanitarie, dovrebbe essere molto bassa, ma l'invito a quanti hanno ricevuto il messaggio dell'università è quello di sottoporsi al test Mantoux o al Quantiferon. Per farlo basta rivolgersi alla propria ULSS di residenza con la lettera inviata dall'università. Per ogni informazione è disponibile il servizio di igiene pubblica dell'ULSS 6 di Padova. La tubercolosi è una malattia infettiva polmonare a bassa contagiosità che si trasmette per via aerea, ovvero attraverso le goccioline di saliva, uno starnuto o un colpo di tosse.